I medici di famiglia la scorsa settimana agli infermieri. In giornata la Giunta incassa il via libera al progetto di Azienda Zero dall'IPASVI, sigla che riunisce i lavoratori del comparto infermieristico veneto. Gli infermieri hanno ricordato in commissione a Palazzo Ferrofini che l'obiettivo finale deve essere sempre quello della cura del malato e hanno invitato i politici a intervenire solo sulla parte burocratica e non su quella sanitaria. La bontà del disegno di legge, cioè la innovazione del disegno di legge è quello di mettere ordine al sistema e quindi dare efficienza al sistema, che diverso è dal concetto di efficacia che invece è l'attività clinico-assistenziale e gli esiti che si producono sul paziente. Questo disegno di legge in qualche modo rappresenta appunto un giro di boa nell'ingegnerizzazione del sistema sanitario veneto. Incassa il sì con soddisfazione il presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Fabrizio Boron, che replica alle accuse delle opposizioni sul progetto di legge usando proprio il consenso ottenuto dal comparto sanitario. Esprimo molta soddisfazione il fatto di aver sentito queste due categorie, no? I medici di famiglia la settimana scorsa e gli infermieri oggi, che hanno espresso soddisfazione e accondiscendenza a questo progetto di legge. È una soddisfazione sapere che quando si sceglie una strada come quella del PDL 23 alla fine si fa le cose migliori per la gente, per i cittadini, e in questo caso ne abbiamo conferma.